Abbiamo organizzato questo incontro tecnico per chiarire i quesiti posti dalla nostra base associativa che vanno ad individuare le problematiche più ricorrenti sulle nuove semine. Siamo in presenza qui del responsabile regionale dottor Andrea Vincenzi, e del responsabile PSR Ambiente, dottor Manuel Benincap. Cominciamo a breve con la lettura appunto di alcuni quesiti a cui i nostri esperti risponderanno. Iniziamo con il primo quesito che giunge dalla zona, l'ufficio zona e zona territoriale di Villafranca. Il quesito riguarda la BCA 7 della nuova condizionalità rafforzata. Particolarità riferita all'obbligo di rotazione. Il quesito è questo: per interrompere la monosuccessione è possibile eseguire una coltura senza portarla a maturazione? Si parla di colture con durata di 90 giorni a perdere. Prego. Allora, per rispondere al quesito posto, dobbiamo fare prima una precisazione. Innanzitutto, le colture che generalmente interrompono la monosuccessione sono le cosiddette colture di secondo raccolto. Chiaramente bisogna dare una definizione di queste colture di secondo raccolto e chiaramente nelle norme definiscono le colture di secondo raccolto quelle colture che coprono una parte significativa del periodo tra due coltivazioni principali. Queste devono essere adeguatamente gestite, cioè portate a completamento del ciclo produttivo. Questo che è stato appena detto si concretizza nella scelta di colture secondarie caratterizzate da un ciclo produttivo di durata adeguata, anche breve, che in ogni caso assicuri la permanenza in campo delle colture secondarie per almeno 90 giorni. Le colture secondarie non può essere sovvesciata, in quanto, come previsto dalla BCA 7, deve essere adeguatamente gestita, cioè portata a completamento del ciclo produttivo. Quindi le cover crops o le colture intercalari, che hanno comunque un ciclo inferiore ai 90 giorni, non possono rientrare nelle colture secondarie. Passiamo adesso al secondo quesito che proviene sempre dalla zona di Villafranca ed è relativo all'ecoschema 2, l'inerbimento sulle colture permanenti. Ci viene posta questa domanda: chi ha il frutteto inerbito nel periodo invernale esegue la potatura e macina i residui nell'interfilare. È possibile eseguirlo o va a cozzare col divieto di trinciatura dell'erba nel periodo di vincolo che va dal 15 settembre al 15 maggio? Per rispondere a questa domanda è doveroso premettere che quello che non si può fare è lavorare il terreno, cioè il cotico erboso nell'interfila deve rimanere sempre presente. È possibile la lavorazione solo sulla fila per le culture infilare vigneto frutteto. Per cui in effetti quello che va fatto, che può essere fatto, è lo sfalcio, la trinciatura. Per cui sì, è possibile, non ci sono problemi, perché se si trinciano i residui di potatura non si va ad interrarli, quindi a lavorare il terreno, quindi diciamo così, a compromettere il cotico. La trinciatura, quindi in superficie, senza andare a, ripeto, lavorare il terreno, è possibile. Un altro quesito che proviene sempre dalla medesima zona di Villafranca riguarda l'ecoschema 5, ovvero la premialità prevista per le coltivazioni di mielifere. La domanda è la seguente: le piante mielifere devono essere riseminate ogni anno obbligatoriamente? Si possono eseguire ogni anno sullo stesso appezzamento o devo per forza fare una variazione della particella su cui viene riseminata? Allora, per quanto riguarda le semine, non è obbligatorio riseminare ogni anno, in quanto l'impegno prevede il mantenimento delle colture di interesse apistico seminate o spontanee. Chiaramente il consiglio è di verificare attentamente la presenza in campo delle piante mellifere, in quanto devono essere prevalenti. L'impegno è annuale e può essere ripetuto anche sulle stesse superfici. Il successivo quesito proviene dall'ufficio territoriale di Isola della Scala Nogara e riguarda la BCA 8
ci viene chiesto se è confermato il 4% dei terreni a riposo per il 2024. Sì, è confermato il 4%, che però può essere raggiunto non solo con le superfici a riposo, ma anche con gli elementi non produttivi, capezzanie, margini dei campi, fossati e via dicendo. Sempre dalla zona di Isola della Scala ci viene posto questo quesito in merito alla BCA7. È confermato che l'anno zero è il 2024 e che si possono ripetere le stesse culture del 2023, tranne che per PSR ed ecoschemi ambientali? Nel caso richiesto è confermato che nell'ambito della BCA7, in funzione della deroga ucraina, per capirci, nel caso l'azienda nell'anno 2023 non abbia richiesto nessun aiuto riferito agli ecoschemi al PSR, può partire con la rotazione nel 2024, definendo così quest'ultimo come anno zero per la partenza della rotazione. Sempre relativamente alla BCA7 ci viene posto un altro quesito in merito alle culture intercalare. Ci viene chiesto se possiamo considerarle utili alla rotazione anche se non vengono portate a maturazione e se possiamo sovesciarle o dobbiamo per forza raccoglierle. Le culture intercalari non interrompono la monosuccessione, devono essere culture secondarie, cioè culture che permangono in campo per almeno 90 giorni e che portano, diciamo, che completano il loro ciclo produttivo. Siamo in attesa di capire come poi questo completamento si concretizzi dal lato della raccolta, però certamente possiamo già dire che il sovescio, quindi l'interramento, non rappresenta una raccolta certamente, per cui anche qualora rimanessero in campo per più di 90 giorni e fossero sovesciate, non interrompono la monosuccessione. Ci viene chiesto un chiarimento in merito alla BCA6. La condizionalità rafforzata prevede la presenza sul terreno per almeno 60 giorni delle stoppie? Indicazioni su questo aspetto? Diciamo che la regola che è stata fissata è duplice, o nel periodo di osservazione che va dal 15 di settembre al 15 di maggio, per almeno 60 giorni ci deve essere o una coltura seminata o spontanea presente per 60 giorni in questo periodo, oppure basta lasciare le stoppie in campo. Ecco, come si concretizza però dal lato pratico questa cosa? Che il controllo verte sul fatto che per almeno 60 giorni una superficie non viene lavorata, per cui sì, le stoppie vanno bene, l'importante è che per 60 giorni non ci sia un intervento sul campo di lavorazione del terreno, aratura, estirpatura, insomma questo. Una domanda sulla BCA8. Il 4% del terreno a riposo deve avere una superficie minima o posso fare più appezzamenti in zone diverse dell'azienda? Per esempio 300 metri su un appezzamento, 1000 metri su un altro, 100 su un altro e ancora così via fino a raggiungere la superficie richiesta. La superficie set aside all'interno dell'azienda agricola può essere fatta su più appezzamenti o anche in un unico appezzamento. Può essere ripetuta sulla stessa superficie. Per quanto riguarda le dimensioni, se fatto in più punti, l'unica nota che bisogna ricordarsi è che la parcella che viene disegnata per il rispetto del set aside deve comunque avere una superficie superiore ai 200 metri quadri. Un altro quesito riguarda l'ecoschema 2 e l'ecoschema 5. La domanda viene posta da un produttore agricolo. Ora, nel 2023 ho aderito all'ecoschema 2, inerbimento delle colture permanenti. Per il prossimo anno metterei a dimora nell'interfilare un miscuglio di almeno 3 mellifere per aderire all'ecoschema 5.
Poiché le mellifere vanno seminate entro marzo, ma fino a maggio non posso fare lavorazioni di sovescio, posso aderire ugualmente all'ecoschema 5? Se non posso farlo per le date di semina che si sovrappongono tra i due ecoschemi, posso fare la semina su sodo con apposita macchina a dischi? Ritengo che la domanda e quindi la condizione posta nella domanda sia al limite, ma non è vietata. Mi spiego meglio. Mantenendo il cotico erboso fino al 15 di maggio 2024 ho comunque adempiuto alla richiesta effettuata dalla norma dell'Eco 2. Dopo il 15 maggio 2024 posso mettere le piante mellifere. Non ho vincoli particolari per la semina, per cui la posso fare sia sotto qualsiasi forma, quindi nessuno verrà mai a controllare come ho effettuato la semina. Mentre l'elemento fondamentale è la scelta delle piante mellifere, che dalla semina, che non potrà avvenire prima del 16 di maggio, al 30 settembre devono essere comunque garantite sia la germinazione e il completamento del ciclo di fioritura nel periodo richiesto, quindi 15 maggio, dal 16 di maggio arrivare al 30 di settembre. Dalla zona di Legnago ci chiedono se in merito alla BCA7 per le colture intercalari c'è l'obbligo di raccolta e se nel caso di controlli si deve dimostrare con documentazione probante il fatto appunto che ci sia la raccolta del prodotto e se trattasi di azienda zootecnica se sia sufficiente un'autocertificazione di raccolta come reimpiego aziendale. Nella norma si parla solo di colture secondarie e per colture secondarie si intendono colture che portano un raccolto, le colture intercalari ad altro utilizzo, seppur importante, non sono colture secondarie, cioè sono colture secondarie che nella rotazione portano un raccolto, per cui questo è quindi danno un'utilità dal punto di vista agricolo con una produzione, che sia essa foraggera o granella o quant'altro. Quindi la risposta è no, nel senso che bisogna arrivare sempre a una coltura secondaria che dà un raccolto. Sul come poi dimostrare questa condizione siamo in attesa di capire. Per ora c'è scritto solo colture secondarie e per colture secondarie, ripeto, intendiamo non colture che poi hanno un utilizzo diverso da quello produttivo, ma colture che portano a un frutto, in senso lato, insomma, quindi un foraggio, un granella e via dicendo. Per cui siamo in attesa anche per chi poi dovesse fare appunto il riimpiego in azienda, in che modo poi possa andare eventualmente a dimostrare questa condizione. Sempre relativamente alla BCA7 si viene chiesta una particolarità, ovvero se nel caso di colture orticole sotto serra sia possibile derogare alla BCA7 e quindi alla rotazione e quale tipo di impianto di protezione sia ammesso per poter derogare appunto all'obbligo di rotazione. Allora, la norma sulla BCA7 recita questo: si applica sui seminativi in pieno campo e senza protezioni, eccetto colture pluriennali, erbe e altre piante erbacee da foraggio e terreni lasciati a riposo. Per colture sotto protezione si intende tunnel e serre. Il Ministero darà quanto prima la definizione corretta e definitiva. Un altro quesito sull'ecoschema 5. Per le mellifere il periodo di permanenza in campo è fino al 30 settembre o fino al 15 ottobre? Nella norma l'Eco 5 specifica che il periodo di impegno è dal 1 marzo al 30 di settembre dell'anno di domanda. Un associato della zona di Legnago ci pone questa domanda un po' particolare. È possibile presentare la domanda unificata richiedendo solamente il premio accoppiato alla macellazione e l'attivazione dell'ecoschema 1? Devo comunque rispettare i vincoli e i requisiti previsti per la BCA7?
Sì, la risposta è affermativa, nel senso che l'aiuto accoppiato indipendente da la domanda unica, quella per le superfici. Idem l'Eco 1 che mira alla riduzione antimicrobici, quindi dei farmaci che si utilizzano appunto nell'allevamento, per cui sì, la risposta è affermativa, nel senso che non c'è nessun problema dal punto di vista delle superfici. C'è da dire che per quanto riguarda comunque il premio accoppiato si deve rispettare la condizionalità rafforzata per gli impegni pertinenti, cioè per tutto quello in questo caso che riguarda l'allevamento, per cui quelle norme di condizionalità che riguardano l'allevamento, esempio il benessere animali in allevamento, vanno rispettate, ecco, questo sì, però per tutto quello che è superficie non c'è pertinenza, non c'è un legame. Sempre dalla zona di Legnago si chiedono se è stata valutata una deroga alla monosuccessione del mais per le aziende zootecniche e per le aziende che utilizzano culture per la produzione di biomasse. In merito a questa domanda non esiste nessuna deroga in merito a quanto richiesto. La mancata richiesta è legata al piano strategico nazionale che non prevede la possibilità di deroga su questi aspetti, in quanto è fondato su tutta un'altra filosofia. Un'altra domanda sulla BCA8. I margini dei campi possono essere considerati ammissibili nella BCA8 come elementi non produttivi anche se, essendo aree di servizio dell'appezzamento coltivato, sono soggetti al transito di mezzi agricoli? In più, i margini dei campi in particolare e gli altri elementi non produttivi devono rimanere tali per 5 anni o non c'è un vincolo temporale? L'altro aspetto che ci viene chiesto è, essendo BCA 8 in questo caso, sono controllate dal satellite o sono soggette al controllo in loco? Rileggo la domanda per poi dare la specifica. I margini dei campi possono essere considerati ammissibili nella BCA 8 come elementi non produttivi, anche se essendo aree di servizio dell'appezzamento coltivato sono soggetti al transito di mezzi agricoli? Sì, i margini dei campi possono essere utilizzati come elementi non produttivi per il 4% della BCA 8. Quindi il fatto che transitano i mezzi agricoli non c'è nessun tipo di problema. I margini dei campi, in particolare gli altri elementi non produttivi, devono rimanere tali per 5 anni o non c'è un vincolo temporale? I margini dei campi e gli altri elementi non produttivi non hanno vincoli temporali e possono ogni anno cambiare all'interno della domanda. Chiaramente stiamo parlando di via di accesso al fondo, per cui sono quantomeno elementi stabili nel contesto aziendale. Essendo BCA sono controllati dal satellite o sono soggetti a controllo in loco? Quest'anno non tutti i controlli sono verificati tramite monitoraggio satellitare. Siamo in attesa delle istruzioni operative sui controlli, ma poco conto, se dichiarati, ci devono essere. Sempre relativamente alla BCA 7 ci viene posto un quesito sempre dall'ufficio territoriale di Legnago e ci viene in particolare posta una domanda in merito alle colture protette, ovvero se si definiscono esenti le colture protette, ovvero colture in serre in tunnel per le quali sarebbe più adeguato il termine colture forzate. Diciamo che per colture protette noi si intendono insomma le colture che hanno queste serre che consentono effettivamente sì la forzatura delle colture, perché consentono di anticipare sostanzialmente diciamo il ciclo produttivo e quindi appunto si parla di forzatura. Però questa è la definizione e sono esenti solo appunto le colture protette, intendendo queste sotto serra o tunnel. Si sta in attesa di capire se questa estensione, questa deroga diciamo così dalla rotazione può valere anche per le colture che sono presentano una pacciamatura, e stabiliranno anche, penso, anche quale tipo di pacciamatura. È diverso il caso insomma delle colture che presentano per qualsiasi ragione, diciamo, stiamo parlando di seminativi qui, quindi anche orticole,
no? Delle reti antigrandine. In questo caso quelle reti antigrandine presenti eventualmente difendono la cultura da eventi come la grandine, per cui direi di no, ad oggi non possiamo estendere questo concetto. Ecco, questo quindi quello che è certo da fonti ministeriali è serre, tunnel, e siamo in attesa di capire la pacciamatura. Un altro quesito riguardante l'ecoschema 5. Nel caso di coltivazione biologica, l'appezzamento a mellifera può essere contiguo con le altre coltivazioni per le quali non sono ammessi trattamenti con prodotti di sintesi chimica, ovvero contiguità senza lasciare i 5 metri di non coltivazione? Per quanto riguarda la risposta a questo quesito, poiché la fascia di rispetto serve per avere uno schermo sull'utilizzo dei prodotti fitosanitari, il cosiddetto effetto deriva, il fatto che ci siano delle superfici condotte con agricoltura biologica mi consentono di non effettuare la fascia di rispetto sull'appezzamento delle mellifere, quindi 5 metri posso eventualmente non effettuarli. L'ultimo quesito di cui diamo lettura riguarda la BCA7 applicata alla misura 10.1.2. Ci viene chiesto se le aziende che hanno potuto usufruire della deroga BCA7 per il 2023 possono considerare come anno zero ai fini della rotazione il 2024 e quindi riseminare mais o tabacco sulle medesime particelle. La 10.1.2 è una misura del PSR che afferisce alla vecchia programmazione, per cui nel caso in cui l'azienda presenti una domanda solo sulla 10.1.2 vale la vecchia condizionalità, e quindi la risposta è che non c'è nemmeno l'obbligo di rotazione, ma è un caso limite di un'azienda che non fa la domanda PAC. Nel caso invece in cui l'azienda che aderisce alla 10.1.2 faccia anche la domanda PAC, effettivamente avrà l'anno zero proprio il prossimo anno, quindi potrà ripetere, in effetti, come richiesto dalla domanda, potrà ripetere le colture sulle stesse superfici. Perché? Perché non c'è pertinenza, così si dice tecnicamente, tra l'impegno 10.1.2 che non prevede la rotazione sostanzialmente e l'impegno della BCAA7 che è appunto relativo alla rotazione. Per cui sì, il prossimo anno, solo dal prossimo anno, inizierà appunto l'anno zero e quindi potrà ripetere sulle stesse superfici il mais o il tabacco.